Si era convinta di essere, per così dire, protetta dal fatto di essersi ormai radicata nell'ambiente, di avere una fama, diciamo così, di aiuto dalla popolazione. Di fatto non è bastata. Sor Maria de Copi era un punto di riferimento per le missioni in Mozambico. In quel paese aveva trascorso buona parte della sua esistenza. Forse, dopo una vita coltivata a fare il bene, pensava di essere al riparo dalla violenza più cieca. E si era, per così dire, totalmente donata alla sua missione e al popolo mozambicano, e nello stesso tempo fa capire anche quanto sia una brutta cosa la violenza e la guerriglia, perché non risparmiano nessuno, non risparmiano neanche coloro che si dedicano al bene della popolazione. La vita straordinaria di Sor Maria è stata per molti fonte di ispirazione, dice il direttore del giornale diocesano. Sor Maria era una figura così molto amata, molto apprezzata e soprattutto una consacrata che stava donando la sua vita per il bene dei fratelli e delle sorelle. Credo che questa morte venga a interpellarci una volta di più dentro un anno che ci ha visto celebrare a inizio gennaio la beatificazione di padre Cosma Spessotto, un altro nostro diocesano che è morto, in questo caso in Sud America, ancora una volta per la passione del Vangelo e per essere vicino agli uomini e alle donne della sua comunità. Due storie simili, quella di Sor Maria e di padre Cosma, originario di Mansuè e ucciso a El Salvador nel 1980. Per il vescovo però non va persa la speranza nel senso di queste missioni. Il sangue di coloro che hanno dato la loro vita fino alla fine, fino alla morte, per nient'altro che una dedizione, una solidarietà, un amore verso il Signore e verso la popolazione, certamente sarà seme di speranza, seme di vita, seme di comunione e di carità.